buonasera alla nostra ospite, ben arrivati. Sarà un'ora intensa. Io ho avuto il piacere e l'onore di poter conoscere Diana e di poter parlare con lei un po' prima di questo appuntamento, e vi assicuro che è davvero energetica, e forse questo è per questo anche può avere un curriculum così ricco e così intenso. Io lo so che voi siete qui perché conoscete perfettamente la Costituzione, però forse varrebbe la pena partire dalla lettura proprio dell'articolo che ci interroga stasera. La donna lavoratrice, dice l'articolo 37, ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Ma quanto lungimiranti erano quegli uomini e le pochissime donne che allora scrissero questo articolo, perché per molte donne nel 22 in Italia questa resta una bella espressione di principio, la speranza che un giorno appaia scontato questo articolo, e tuttavia queste righe non sono un'illusione. Diana Bianchedi ne è un esempio, ma in Italia solo il 30% di chi ricopre posizioni di leadership è donna, dice Women in Business 2022, quindi uno degli ultimissimi rapporti di questi mesi. Nella lettura complessiva dei dati attorno alle posizioni delle donne nel mondo del lavoro si evince che in Italia ci vorrebbe, se si va avanti di questo passo, più di un secolo per chiudere il gap che c'è. Ma la differenza ancora è notevole non solo nelle posizioni di vertice, ma anche nella possibilità di un'occupazione. È vero che in Italia c'è una differenza anche piuttosto sostanziale e sostanziosa da regione a regione, però complessivamente abbiamo un'occupazione femminile al 49-50% a fronte di una media dell'Unione Europea del 62%, e poi c'è la questione della retribuzione. In Italia c'è ancora un gap di circa il 5,6%, quindi è un articolo della Costituzione che ancora ci interroga moltissimo e diciamo, pone probabilmente molti interrogativi anche alle istituzioni. Comunque, dicevamo, la nostra ospite è un esempio di chi ce l'ha fatta, indubbiamente per meriti propri. Il curriculum che è stato letto poc'anzi lo dice, e anzi devo dire che a leggerlo diciamo, si ha un po' di timore a ripeterlo, perché magari si perde qualcosa per strada, qualche medaglia, qualche pubblicazione scientifica, sportiva ai massimi livelli, medico con pubblicazioni scientifiche, ora manager con una partita eccezionale, cioè fare di Milano Cortina un successo per l'Italia, quindi davvero tuttavia si potrebbe dire, e farla finita qui, una su 1000 ce la fa, piacere di averti conosciuta e ci vedremo in altre occasioni. In realtà è lei stessa a svelare i segreti di questo successo e li elenca: competenza, che vuol dire conoscenze, abilità, certamente anche capacità, comportamento, caparbietà. E tuttavia però, se ho ben compreso nell'elenco degli elementi e delle cose e dei segreti del successo, mette in cima alla lista la passione, no? La passione per il sentire che quella quasi è la propria strada. E lei dice è ciò che riesce a dare più forza di tutto, la passione. Allora io partirei da qui, perché la prima domanda che mi viene da dire è: ma come distinguere nei momenti cruciali della vita, no? Ci sono i bivi, vado di qua o vado di là? La passione, che poi mi fa avere grandi risultati, dall'illusione, per esempio, l'ardire, che è importantissimo, dalla velleità. Grazie mille, buonasera a tutti. Cominciamo subito con una domanda non facile, speravo meglio. No, in realtà la passione secondo me
uno non deve spiegarsela la passione, perché tutti noi la sentiamo. Il vero coraggio è ammetterlo, è riconoscerla, perché secondo me non c'è un momento in cui tu ti siedi e dici allora questa è la mia passione, seguo questa passione. È proprio quella cosa che senti dentro, che tutti noi abbiamo conosciuto per qualsiasi cosa, perché non c'è la passione giusta, la passione più onorevole. La passione è quella cosa che ti fa emozionare, quella cosa per la quale ti svegli la mattina e dici anche se sono andata a letto tardi lo rifaccio e rivado avanti. Per noi atleti è abbastanza semplice, no? Riconoscerla nel nostro sport, però è avere il coraggio di dire è veramente quella, non è quella che vorrebbe mia mamma o quella che vorrebbe la società dove vivo, è quella che voglio io, ed è questo che secondo me rende più facili le scelte, perché se tu sei coerente col tuo comportamento, con quello che senti, quello resta. Se invece fai una scelta che è una scelta dettata da quello che si aspettano da te o quello che sarebbe più giusto e più politicamente corretto, alla fine lo fai perché credi che sia qualcosa che devi fare, ma alla fine la mattina non ti svegli più con quell'entusiasmo. Poi, come dicevamo prima, uno legge il curriculum e nel curriculum ci sono tutte le cose che sono andate bene e ce ne sono un sacco che non sono andate bene, che nessuno di noi mette nel curriculum. Però la linea è proprio quella: sei riuscito ad andare avanti anche nei momenti difficili, perché ci sono anche quando vai bene, anche la gara che vinci, magari hai rischiato di perdere al primo assalto, perché quella è quella cosa, è quel fuoco che hai dentro, e soprattutto quello è quello che difficilmente riescono a spegnerti gli altri, perché ti possono dire quello che vuoi, ma se tu lo senti dentro alla fine ci credi. Il primo bivio importante è stato in seconda superiore, quando a un certo punto si è dovuto scegliere se continuare a frequentare ogni giorno la scuola o la palestra. Sì, questo è uno dei momenti della mia vita sicuramente più importanti, ma dove sono sicuramente cresciuta di più. Io ero la classica secchiona e quindi volevo andare bene a scuola e facevo già sport, ma ovviamente non c'era scritto da nessuna parte che avrei vinto le Olimpiadi, ma neanche lontanamente. Ma per coerenza, prima di partire per la mia prima gara di Coppa del Mondo mi sono fatta interrogare, quindi ho alzato la mano, andavo dalle suore e ho detto guardi, vorrei essere interrogata perché sono stata convocata, mi sentivo fighissima, e quindi mi interroga, ovviamente prendo 10, parto per la gara, la mia prima gara, quindi l'emozione di un weekend che avevo sognato per tanto tempo, e ritorno lunedì e la professoressa mi rinterroga e ovviamente prendo un ottimo 2 su quello che aveva spiegato il sabato. Quindi sono tornata a casa e ho detto ai miei genitori che mi sarei ritirata. Adesso che sono mamma penso che sì, io sono stata coraggiosa al limite dello scriteriato, perché insomma a 17 anni, 16 anni forse non hai bene idea delle cose. Dall'altro lato faccio veramente i complimenti a mia mamma che ha avuto la forza di dirmi prenditi le tue responsabilità, insomma sei una ragazza seria, questo vabbè era indubbio, però fallo. Se mia figlia me l'avesse detto non lo so se sarei stata così coraggiosa, onestamente. E lì è scattata proprio la molla, cioè il voler dire ma perché qualcuno mi deve levare qualche cosa, mi piace studiare, mi piace fare l'atleta, perché? E lì trovi una forza gigantesca, perché dici pur di non dargliela vinta io vado avanti. E infatti quando mi sono poi laureata in medicina sono naturalmente tornata in quella vecchia scuola per dirgli fosse stato per voi non sarei medico, non sarei campionessa olimpica, ma non per rinfacciarglielo, è perché chissà quanti ragazzi hanno fatto quella scelta e li abbiamo persi, e loro hanno perso qualche cosa che era nel loro cuore, quindi questo non si può accettare. Quindi la congiunzione proprio fa parte della vita di Diana. Credo che non abbia mai detto no? Lo sveleremo, cercheremo di capirlo, ecco, nella parte di curriculum che non la scrive, però insomma fin da giovane questa congiunzione era prevalente nella sua vita. La sua, abbiamo capito, è una personalità davvero poliedrica, sportiva fino in vetta, medico, ma non solo di laurea, perché fosse solo di laurea, no, ha pure praticato, e anzi continua, ha detto, perché medico si è insomma per sempre, e ha fatto numerose pubblicazioni scientifiche, allora, e poi è manager, anche qui ad altissimi livelli. Allora vorrei cercare se era possibile di mettere
un po' di ordine in queste vite, cioè quando sono state contemporanee, perché medicina e campionessa olimpionica e mondiale, insomma, sono state in contemporanea. Ecco, come è stato possibile incastrarle ricavando il massimo della soddisfazione da entrambi i percorsi? E poi l'attitudine alla managerialità, quando è sbucata e come è stata coltivata? Perché che lei sia energetica e che indubbiamente abbia tutti i talenti possibili, questo è vero, però è anche una donna, è umana, no? Quindi insomma, essere sportiva e fare medicina, per esempio, in contemporanea, credo che abbia richiesto un incastro significativo o no? L'organizzazione, semplicemente, cioè l'organizzazione e le scelte. Tutte le interviste che ho fatto in quel periodo mi dicevano ma questi sacrifici. Allora, una scelta non necessariamente è un sacrificio, perché se l'ho fatta perché credo che quella sia la strada che voglio percorrere. È chiaro che certe cose non le ho potute fare, io dico sempre che ho fatto una vita un po' da disadattata, nel senso, certo non potevo uscire la sera con i miei amici quando ero adolescente, semplicemente perché mi allenavo, ma non è che che mi allenavo da sola, io i miei amici li ho trovati nella palestra, e se ho continuato a frequentare la palestra è perché stavo bene lì. Mio marito è uno schermitore, ovviamente non è che avessi molto tempo per andare a trovare un marito da qualche altra parte, però effettivamente è così, è solo una questione di organizzazione, ma non solo mia, perché se io fossi stata da sola non ci sarei riuscita, cioè la mia famiglia, me ne accorgo sempre ora che sono più grande, e mangiava la sera, tutte le sere alle 10, perché mia mamma voleva mettersi a tavola con me e io però mi allenavo fino a tardi. Il mio maestro, che non viveva a Milano dove vivevo io, prendeva il treno la mattina, mi allenava prima di iniziare l'università, poi andavo in ospedale a frequentare, all'ora di pranzo mi riallenava e poi mi riallenava la sera, quindi non possiamo prenderci tutti i meriti, bisogna semplicemente trovare l'ambiente giusto e trovare le persone che leggano nei tuoi occhi che tu ci stai dando il massimo, e quindi quando vedono che tu dai il massimo, secondo me le persone provano a dare anche loro il proprio massimo, quindi è stata una bella organizzazione. Avevo una compagna di università che quando tornavo, mi ricordo anatomia patologica, non la volevo dare, ero a un ritiro prima un campionato del mondo, l'ho chiamato, ho detto non ce la faccio, mi fa prendi il treno, ti vengo a prendere alla stazione, arrivi alle 11, ripassiamo tutta la notte, domani mattina ti accompagno e fai l'esame. Io questa cosa me la ricorderò per sempre, io glielo dico sempre, mi sono laureata grazie a te, lei dice figurati, hai fatto 52 esami, non sarà stato quello, ma è il fatto di sapere che ci sono persone che credono in te come tu credi in te stessa, e sono le persone che ti aiutano, e ci sono sempre, io non ci credo che non ci siano persone che ti aiutano quando tu dai tutta te stessa, cioè devi solo cercare, avere il coraggio di cercarlo. Annotiamo, prendiamo nota, è molto incoraggiante, davvero, penso che questo aspetto sia davvero incoraggiante, no? Avere gli occhi anche nei momenti difficili per trovare qualcuno a essere ricordata con loro. Quindi le relazioni sono, credo, fondamentali. E infatti era questo un altro terreno che credo sia interessante esplorare, perché raggiungere prestazioni di altissimo livello e mantenerle per un lungo periodo, 12-15 anni, quindi sono veramente tante, e medaglia d'oro all'Universiadi nel 1989, no? Alla medaglia europea, anch'essa d'oro, nel 2001, per esempio, sono passati 12 anni ad altissimi livelli. Ecco, richiede, oltre a una prestanza fisica, un equilibrio, credo, anche emotivo e una maturità complessiva. In questa lunga cavalcata tra scherma e studio universitario, che spazio e ruolo hanno avuto i sentimenti, che poi sono sfociati anche in una scelta di vita, in una scelta di matrimonio? Questa educazione anche ai sentimenti è importante o no in un percorso del genere? Ma direi che sono proprio l'ancora che ti tiene un po' saldo, perché quando il percorso è stato lungo, come dicevi, però quello che è importante è che è iniziato presto, cioè quando inizi a vincere da piccola
rischi di perdere un po' l'orientamento, perché comunque è una cosa particolare. Noi siamo state la prima squadra femminile italiana nella storia a vincere le Olimpiadi, quindi c'era tantissima attenzione, per fortuna non c'erano i social, quindi non ci siamo esaltati. C'era anche il pericolo di perdere la testa, insomma. Sì, di viverla in una maniera non come un passaggio, non come un passaggio che ti deve portare a crescere, perché noi avevamo scritto davanti, eravamo un po' esaltate su questo concetto, nel senso che noi dicevamo sul nostro spogliatoio c'era vincere è difficile, continuare a vincere è ancora più difficile, cioè non ti lasciavi mai neanche un attimo il tempo per dire vabbè dai, e questo grazie al fatto che ci piaceva moltissimo essere d'esempio. Io mi ricordo delle cose senza senso, tipo a un allenamento preolimpico, avevamo già vinto 2 Olimpiadi, insomma eravamo quelle viste dalle ragazzine che si allenavano con noi come dei fenomeni, andiamo a fare la doccia fredda perché si era rotto il riscaldamento, e lo spogliatoio dei maschi sentivamo che si lamentavano, urlavano, chiamavano, noi niente, flessioni sotto l'acqua fredda, cioè non è che vinci le Olimpiadi perché fai quella roba lì, però ci inorgogliva essere le prime ad arrivare e le ultime ad andare via, perché non volevamo che si pensasse beh queste vincono perché hanno talento. Sì, probabilmente avevamo talento, ma ci facevamo un vero gran mazzo, e questo era il messaggio che volevamo dare alle ragazzine: non basta avere talento, anzi quando hai talento e basta rischi di perderti, perché dobbiamo continuare a dirlo. Sì, perché è veramente così. Ma ecco, l'equilibrio anche dal punto di vista dei sentimenti è stato importante questo percorso? Allora, innanzitutto io dico sempre che ho dormito più con Giovanna Trillini che con mia sorella, perché comunque inevitabilmente è una vita particolare, cioè la mia famiglia si è trovata questo essere particolare che a 15 anni ha detto cambio scuola, vivo, giro per il mondo, sempre la valigia, faccio uno sport che nessuno dei miei conosceva, e quindi hai i tuoi valori, la tua casa, ma crei un rapporto con queste persone che paradossalmente sono le persone che il giorno dopo, quando fai la gara, sono le tue avversarie. Cioè la mattina vai in bagno prima tu, vado io, mi presti lo spazzolino e il dentifricio, dopo 2 ore ti urla in faccia perché vuole vincere il mondiale al posto tuo, e quante volte ci è capitato. È proprio l'equilibrio, perché tu non sei il risultato che fai, cioè tu sei. E poi il risultato che fai, se fosse solo un risultato a un certo punto magari non ci sei più perché non vinci più. E quindi è questo quello che ci legava fortemente, ci faceva essere delle avversarie veramente in pedana tremende, ma poi ti dai la mano come nel nostro sport si fa, ma poi veramente vai a dormire in camera insieme. Ma chi vi ha insegnato a distinguere tra l'essere Diana e poi l'essere lo sportivo che lo sport te lo insegna, secondo me, cioè lo sport che è vissuto in maniera pura all'inizio, perché io non credo a tutti quelli che vedono nel bambino il campioncino. Allora, io tra l'altro devo dire una cosa, ero brava, però non ero, sai, quella bambina che tutti si fermavano a vedere, oddio questa diventerà un fenomeno. No, sono alta 1,57, cioè non ho il fisico proprio dell'atleta e non l'ho mai avuto, e sopperivo con la velocità, ok, però non ero una di quella che vinceva tutto quando era piccola. Ma il bello era, quella gara lì ero arrivata terza, quest'anno l'ho vinta, cioè era il progredire, ed è anche l'equilibrio che ti danno un po' a casa, onestamente, perché... Quindi nonostante la valigia in mano, la famiglia è rimasta sempre un punto di riferimento importante. Perché tu lì dentro sei proprio tu, e non devi, ma anche adesso, cioè io adesso ho 52 anni, sono via di casa da quando ho 18 anni, sono tornata a Milano per organizzare le Olimpiadi, quindi dormo a casa di mia mamma, e mia mamma esco la mattina e mi dice: hai preso il golf? Mamma, cioè sono 40 anni che vivo da sola, se fa freddo me ne accorgo, però è quello, capito? E se non me lo chiede un po' quasi mi dispiace, perché insomma ecco, le famiglie fatte così. Per la sicura. Esatto. Riprendiamo un po' questo articolo 37 della Costituzione. La tua vita ti rende una donna ambasciatrice della
no? Abbiamo detto che sin da piccola proprio ha detto perché non fare le cose piuttosto che della O. Quindi mamma è atleta, ha 2 figlie, mamma è professionista, mamma è manager, non mamma O. Non professionista o non sportiva o. Allora, davvero nel mondo dello sport, ma anche della medicina, non ti sei mai trovata nella condizione di dire o? No, io no, però le persone che avevo intorno sì, cioè è inutile che non guardiamo in faccia la realtà, nel senso io vengo tra fatalità da 2 mondi fortemente maschili, perché il mondo dello sport ancora oggi non c'è un presidente federale donna, e io sono stata il primo vicepresidente del CONI a fronte di una costituzione fatta non so quanti anni prima, e ancora si festeggiava il fatto che finalmente nel 2000 una donna fosse vicepresidente del CONI, non mi sembrava un grande successo, voglio dire, e oggi siamo ancora così, che non ci sono presidenti, ma bisogna anche essere onesti, non ci sono presidenti perché magari le donne non si sono candidate. Ma quindi hai fatto tu la differenza o il contesto? Il contesto no, non l'ha fatto? No, il contesto non l'ha fatto, e io non ho fatto la differenza perché evidentemente non sono riuscita a dare quel segnale che avrei dovuto e potuto dare, perché comunque io ho fatto il vicepresidente in 4 anni e ho avuto 2 bambini in quei 4 anni, che ho allattato e non ho saltato una giunta, e ogni tanto dovevo uscire durante le giunte perché dovevo allattare. Però evidentemente non è stato un segnale abbastanza forte per convincere qualcuno dietro di me che si poteva avere il coraggio di farlo. Forse sembrava qualche cosa così, un spot, invece avrei forse dovuto essere più convincente, perché se siamo ancora qui ad aspettare un presidente donna dopo 20 anni non sono stata così brava, questo non l'ho messo nel curriculum. Ma perché arrivati ad un certo punto si pensa che davvero una donna che riesce a fare questo abbia dei poteri straordinari? Che che lettura ti sei data, se vogliamo un po' uscire, cercare di capire? Sì, si Come si pensa. può andare avanti? Allora, io forse 20 anni fa gestivo le cose un po' in maniera diversa, e non, come dire, non pubblicizzavo le difficoltà, perché in realtà le difficoltà c'erano, perché io per esempio non avevo aiuti perché vivevo lontano dalla mia famiglia, e quindi l'organizzazione era complessa, però come sempre l'organizzazione poi ti permette anche di risolvere. All'epoca però mi sembrava quasi di non dover far pesare che io dovevo organizzarmi. Adesso che ho 50 anni non mi vergogno di dire: scusate, io oggi ho una fascia, ho dalle 3 alle 4, faccio una video call con mio figlio perché lo devo interrogare. Perché no? Cioè non ti sto levando niente, io sono più serena, cerco di fare di tutto per aiutare mio figlio, e non mi vergogno, cioè è quello il segreto, perché se no la ragazza che ha 30 anni mi dice: sì vabbè, chissà come faccio, avrà la donna a casa che la aiuta, Certo. no. E invece no, fai fatica, hai sonno, io lo dico sempre, io ogni tanto ho sonno perché devi provare a fare, e vuoi provare a fare anche tutto un po' di più, però perché vergognarsi? E sai come l'ho capito? E questa cosa un po' mi dà fastidio. L'ho capito perché il mio presidente dell'organizzazione delle Olimpiadi del 2024 era Montezemolo, che io non conoscevo, e lui aveva delle figlie grandi, ma aveva all'epoca un figlio di 7 anni. E durante le riunioni, tipo a mezzogiorno e mezza, diceva: oh Diana, devo andare perché devo andare a prendere Lupo a scuola. E io dicevo: perché lui lo dice? E io, se devo andare a prendere mio figlio, dico: scusa, no, non pranzo perché vado a prendere. E lì ho capito che non c'era niente di male, anzi era un bel esempio di dire: vado a prendere mio figlio, non c'è niente di male, poi torno e lavoro 12 ore come faccio di solito. Quindi questo secondo me aiuta chi Di più di sicurezza. Assolutamente. Di più di sicurezza. Questa sera ti trovi in una regione che ha il più basso tasso di natalità d'Italia, già da molto tempo, e la cosa continua. Alle donne cosa si può dire? Abbiamo detto, no, perché vincano questa paura, perché questa paura di essere messe in scacco se pensano alla maternità e se pensano di dover organizzare la vita
per mettere insieme le cose, ma anche cosa puoi dire ai loro compagni e anche alle istituzioni. Allora, ci servono un sacco di cose da dire. Facciamo l'elenco, non si sa mai. Allora, facciamo l'elenco. Che cosa dire alle ragazze? Donne, prima di tutte, alle ragazze. Allora, abbiamo qui alcune. Che dobbiamo avere il coraggio di guardare il mondo intorno a noi, perché onestamente siamo solo noi che siamo rimaste così. E secondo me non ci rendiamo neanche conto, in realtà, che intorno a noi, di fianco a noi, ci sono persone che fanno serenamente queste scelte, le portano avanti, un giorno sono più stanche, un giorno no, un giorno sono più tristi e un giorno sono felicissime, perché la vita è così, ma ne parliamo poco. Io pochi mesi fa sono andata dal presidente del CONI e gli ho detto: quanti sono gli atlete che fanno un figlio e poi ritornano a gareggiare a livelli olimpici? E lui mi ha detto: non so, 5, 6, quante saranno? Ho detto: posso fare uno studio? Va bene, fai uno studio. Quindi mi sono messa lì, ho preso tutte le atlete che hanno fatto le Olimpiadi dopo il 2000 in Italia. Tu dici, in Italia non ci sono atlete che continuano dopo la maternità. Allora, 55 atlete della nazionale hanno fatto un figlio e sono ritornati a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Sono andata da lui e neanche lui lo sapeva. E questo che cosa vuol dire? Gli ho detto: guarda, non è un miracolo, perché nel mondo lo fanno così, fanno un sacco di record. Ma quando tu vai a chiedere a queste ragazze, io le ho chiamate una per una e gli ho detto: ma come hai fatto? Ma quando è che hai iniziato ad allenarti? Allora, sai, il ginecologo mi diceva che per 6 mesi non potevo continuare ad allenarmi, a 4 mesi hanno vinto i mondiali. E mi dicevano che non potevo allattare perché faceva male al bambino. Hanno allattato e i bambini stanno benissimo, peso alla nascita uguale nella norma. Quindi se noi parliamo e raccontiamo queste cose, la gente sa che succede, che si può fare e che non hanno i superpoteri. Ogni tanto mi ricordo una mia ex collega mi ha detto: però tu non mi avevi detto che era così faticoso. Perché avevo avuto il bambino, io avevo Giulia e facevo il vicepresidente del CONI con la sdraietta sotto il tavolo, così, e intanto lavoravo con questa ragazza. Quando ho avuto il figlio non mi ha detto che era così faticoso, e ho sbagliato a non dirti che era faticoso, te lo dovevo dire, perché invece visto che si poteva fare, e quindi questo deve dare forza. Le istituzioni però, io ricordo che quando cercai di iscrivere mio figlio all'asilo non potevo. Perché? Perché lavorando avevo un certo reddito e quindi non rientravo nelle categorie per iscrivere mio figlio, e quindi i miei figli non hanno mai potuto fare il tempo pieno. Quindi anche lì, perché non riusciamo a organizzare una cosa che permetta a me di stare serena, a mio figlio di stare bene all'asilo, di lavorare, perché sarà più normale che lui vada all'asilo che stia a casa con me, no? Certo. E quindi tante cose devono cambiare. Io credo che le ragazze di adesso debbano sentire un pochino più delle nostre storie vere. Cioè, non siamo fighissime, facciamo fatica, però è bellissimo. Si riesce a fare. E, ci sono anche dei giovani e anche dei signori qui. Compagni, mariti hanno un compito anche loro? Beh sì, cioè, se no non si può fare. Allora, il compito dei mariti, fortunatamente ne ho avuto uno solo, quindi posso dire di mio marito. Dei mariti in generale. In generale, ogni tanto mi dicono appunto com'è l'organizzazione, chi fa la spesa, chi fa da mangiare. Io sono scarsissima a far da mangiare, quindi fa da mangiare lui, ma semplicemente perché preferisce mangiare quello che cucina lui. È la serenità. Cioè lui mi dà la serenità, mi ha dato la serenità di lasciare il mio lavoro come medico, mi ha dato la serenità di scegliere di andare a lavorare in un'altra città e quindi stare a casa 3 giorni in meno. Non mi fa pesare, tanto pesa già su di me il fatto di non esserci sempre, però lui non me lo fa pesare. E quindi il sapere di dire che lui fa più fatica, perché cioè, per forza fa più fatica, perché ogni tanto gli accompagni, lui poi fa ridere, perché dice: sai, oggi li ho accompagnati avanti e indietro. Sì, certo, io lo faccio sempre, va bene, però ci sta che dica così. È proprio la serenità di dire: scegli che ci organizziamo, è sempre lì il tema. E che poi diventa una ricchezza per tutta la famiglia e la comunità. Guarda, io te lo dicevo a tavolo, il mio secondo figlio ha un ritardo psicomotorio e ovviamente quando succedono queste cose le famiglie un attimo si destabilizzano, e la mamma
ha sempre un po' la tendenza di proteggere, aiutare, fare al posto di. E invece io mi sono accorta che il fatto che lui stesse di più con suo papà, che invece su queste cose se non riesce a lasciarti le scarpe è un problema tuo, perché nella vita te le dovrai allacciare, fai qualcosa, e quindi non gli insegna ad allacciargliele 100 volte come faccio io col modellino di carta, gli dice non puoi camminare così, fai qualcosa, e lui trova un metodo e si arrangia, e questo fa sì che si equilibri la famiglia, e con un valore aggiunto enorme che io non avrei saputo dare. Ci incamminiamo nella vita della sportiva perché ci piace tanto. Mi ha colpito prima il passaggio: nessuno della mia famiglia sapeva niente di questo sport. Com'è che proprio di quello ti sei appassionato? Ma non lo so, non me lo ricordo. Mi ricordo che sono andata, è l'unico sport che ho praticato, come dice mio marito, ho avuto la gran fortuna di beccare l'unico sport dove potevi emergere. Ma io ricordo quando ero piccola proprio il fatto che mi piaceva andare in questo posto dove c'erano dei miei amici. E non ho mai pensato di voler vincere le Olimpiadi, mi piaceva stare lì, mi piaceva far fatica con loro, mi piaceva farci gli scherzi in spogliatoio, mi piaceva andare via d'estate con col sacchettino di gettoni, che all'epoca, perché non c'erano i telefonini, e ti sentivi grandissimo a gestire il sacchetto di gettoni per chiamare casa. E poi vabbè, ovviamente poi dopo inizi a fare i risultati e ti appassioni, però cioè di sport ce ne sono 1000 e non necessariamente si deve fare sport, nel senso, so che fa bene, dovrei dire che bisogna farlo tutti. Io dico che se uno ha la passione per la musica o per la lettura o per qualsiasi cosa, cioè se quello ti impegna, ti riempie di gioia, va bene, quello è. Poi io sono stata fortunata che ho trovato lo sport che mi ha portato a vincere, ma come dicevamo, io per mia figlia ho sempre sperato che trovasse la passione di fare qualche cosa con continuità, perché un pochino delle volte loro vorrebbero un po' tutto subito, no? E invece lo sport proprio ti massacra, cioè anzi magari ti fa vincere una gara, tu pensi adesso ho capito tutto, poi non tocchi più, come diciamo noi, per mesi, e capisci che è la perseveranza e la caparbietà, no? Che poi ti costruisce tutti quei mattoncini che poi ti fanno... Proprio sport, un gran maestro di vita, no? È anche una via per immagazzinare esperienze, questioni positive che poi magari servono nei momenti più impensati. Per esempio il lockdown, molti ragazzi ne hanno sofferto moltissimo, forse perché non avevano anche a disposizione un magazzino ricco di esperienze a cui attingere nei momenti di criticità. Allora, non sono mai oggettiva quando parlo di sport, cioè devo essere onesta, perché per me lo sport è la cosa più bella che mi è capitata. Però facevo questa riflessione durante il lockdown. Alla fine, in tutte le case, a qualsiasi età, dopo qualche settimana di lockdown, tutti abbiamo cercato di fare in qualche modo attività. C'erano i ragazzini che facevano sport riuniti dai loro professori e facevano il plank, cioè sono diventati tutti fenomeni di plank, di addominali durante il lockdown, eccetera. C'era chi faceva yoga, chi faceva pilates con le lezioni, eccetera. Evidentemente a un certo punto, quando c'è stato levato tutto, è emerso questo desiderio che abbiamo di sentire che il nostro corpo fa fatica e che riesce a fare 2 flessioni, e il bello dello sport è che se ne fai 2 oggi, domani ne fai 3, cioè riesci sempre a migliorare. Puoi partire da zero, io e te ci mettiamo qua, io flessioni ne faccio neanche una, ma so che se oggi ne faccio una, domani ne faccio 2. Non ci sono tante cose che ti fanno misurare con te stessa e ti fanno vedere proprio il cambio, e questo secondo me ha aiutato i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di farlo. Come si trova l'equilibrio, ne parlavi prima, tra il dover essere prima donna nella gara individuale e poi componente di un gruppo nella sfida a squadre? Dunque, la cosa che rende
un insieme di persone, gruppo o squadra, è un obiettivo comune, cioè noi qua siamo un gruppo, stiamo parlando di una cosa che ci unisce, che ci interessa, ma siamo un gruppo. Per trasformarci in una squadra dobbiamo avere un obiettivo comune e non lo fai il giorno tra l'individuale e la gara a squadre, che è un giorno, lo fai tutti quei giorni. Guarda, gli atleti hanno un concetto in testa del tempo molto complesso. E per noi il quadriennio olimpico era librettino di fianco al letto con scritto meno 900, meno 899, meno 897, quando ti dico un po' psicopatici, perché tu quando fai lo sport devi essere pronto quel giorno lì, non è l'esame all'università che se lo sbagli lo fai la settimana dopo. Tanti atleti hanno fatto solo un mondiale, solo un'Olimpiade, quindi devi programmare tutto in funzione di quello, e il rapporto con le tue compagne, che sono le tue avversarie, si costruisce in tutti quei momenti, l'essere sempre presenti. Quel giorno che tu c'hai il raffreddore, lei c'ha mal di pancia e comunque dobbiamo allenarci sempre, è quello che costruisce, che poi è quello che succede nella vita familiare, perché cioè non è che sei bravo quando litighi e superi il litigio col marito, lo superi se hai costruito tutti i giorni con la quotidianità, no? E nel lavoro è la stessa cosa, quindi è proprio il mettere ogni giorno un tassellino. A proposito di questo countdown terribile, meno 900, meno 899, ecco, come ci si prepara per un'Olimpiade? Quando ci si deve, per esempio, non si devono fare più di solito 2 domande insieme, però io le attacco. Come ci si prepara? E poi come ci si sente quando ci si deve ritirare perché per esempio si rompe un tendine d'Achille, come è capitato a lei nel 1996 ad Atlanta? Qual è il tasso di frustrazione? Allora, come ci si deve preparare e come si superano eventuali incidenti di percorso? Sì, dunque la prima cosa è quando tu entri in un palazzetto per fare una gara, a quell'età non ragioni così, però oggi che sono più grande ragiono così. Tu entri, arrivano tutti i ragazzi, no, che si preparano per la competizione. Le competizioni di scherma per esempio sono circa 200 persone, tu entri, li guardi la mattina e dici stasera uno vince, uno, ok? 199 non vincono ed entrano con quella consapevolezza, uno vince. Se voi fate caso, fateci caso, d'ora in poi, guardate un podio, quando vengono date le medaglie, quando scendono i ragazzi dal podio, il secondo se la leva subito, sempre, in tutte le gare, in tutti gli sport, è una cosa che viene naturale. Il secondo, non so perché, scende il terzo se la tiene, il secondo scende e la leva, ok? E questo è particolare. Quindi quando tu ti prepari a quella cosa lì, sai che quei 199 nelle loro palestre si stanno preparando esattamente come te. Cioè non c'è un pazzo che va alle Olimpiadi e non si è allenato bene. Quindi tu devi cercare, è una ricerca spasmodica di quell'1% che può essere come quanta acqua hai bevuto, quell'1% che in quel momento ti fa fare la differenza. Quindi c'è una cura nel particolare, che è nel particolare dell'allenamento, della preparazione mentale, della preparazione fisica. Gli atleti salgono in aereo, la prima cosa che fanno è chiudono l'aria condizionata sopra, perché vedi che ti viene il raffreddore, quella notte non dormi, quella notte, l'unica notte prima dell'evento più importante della tua vita. Quindi tutta questa attenzione ti fa in qualche modo concentrare. È al limite tra la superstizione delle volte, secondo me, come metti il fioretto, come prepari, come ti fai la coda quella mattina, eccetera, perché purtroppo i giochi uno vince. Poi nel caso di Atlanta, come dicevi tu, lì invece io ho fatto tanti errori, perché avevo vinto le Olimpiadi nel 92, mi preparavo per le Olimpiadi di Atlanta, e per poter essere sempre di più, ero in testa alla Coppa del Mondo, eccetera. Mi sono allenata moltissimo negli Stati Uniti, in un centro dove ero andata un mese prima e stavo male, avevo male al tendine e mi prendevo gli antinfiammatori per coprire il dolore, perché dicevo non posso fermarmi, e quindi prendevo il Feldene sul linguale, quindi non sentivo il dolore, andavo. Mi allenavo 3 volte al giorno facendo un bendaggio e avevo proprio ormai le piaghe dove facevo questo Ma nessuno ti fermava?
No. Nessuno lo sapeva? E la mattina della gara ho avuto un problema agli accessi di sicurezza, perché ad Atlanta c'era un'allerta terrorismo molto alta, poi c'è stata infatti una bomba in una zona del villaggio e hanno trattenuto, erano molto lunghi questi controlli, quindi io sono entrata al palazzetto più tardi rispetto a quanto avevo in testa, avevo paura di non avere il tempo necessario, quindi l'unica volta in 4 anni che non mi sono bendata. Sono salita in pedana e mi sono rotta il tendine. In quel momento, ovviamente, avevo rimosso tutto, non sentivo, quando ti rompi il tendine non articoli più il piede, quindi non puoi fare niente. Quindi io per terra, poi queste cose, la follia di quei momenti dove ho voluto comunque continuare l'assalto, con quella che mi guardava, io su una gamba sola, c'è una roba un po' truculenta che se fosse stata, cioè portami via subito, non facciamo questa cosa, però la trans agonistica. Però posso dirti che alla fine, nella follia, io mi ricordo che ho telefonato a mio papà e gli ho detto comunque io non ho perso queste Olimpiadi, perché quell'assalto poi l'ho vinto. Cioè, e tu dici chi se ne frega, ti operano 33 punti, 78 giorni di gesso, che interessante se hai vinto o non hai vinto. Però ho un ricordo bellissimo io di Atlanta, comunque, perché cioè io mi giravo, vedevo tutti che piangevano e dicevo beh grazie dell'aiuto, non li guardo, e poi sono rientrata sulla sedia a rotelle, tutto il palazzetto si è fermato, mi ha fatto un applauso, cioè alla fine non ho vinto quella medaglia che volevo tanto vincere, però mi sembrava che comunque avevo costruito qualcosa lo stesso e quindi come si rinasce poi anche dal punto di vista fisico e anche non ho pensato, allora diciamo che quello è stato un momento importante perché io ero già laureata, mi sono laureata quell'anno lì prima di partire per le Olimpiadi e avevo scelto di occuparmi di procreazione assistita. E dopo che mi sono fatta male invece ho scelto di occuparmi della riabilitazione, quindi ho fatto medicina dello sport perché io mi sono fatta operare, avevo il gesso, poi torno, andavo dai dottori e dicevo vabbè adesso quindi ora cosa devo fare per ricominciare? E vedevi negli occhi delle persone che nessuno aveva il coraggio di dirti non sappiamo se torni, se non torni, oggi devi fare questo, domani questo, quindi mi ha un po' crollato quel metodo che io avevo da atleta. E sulla mia esperienza poi ho costruito quello che volevo dare agli atleti, i miei pazienti, cioè io ho capito cosa stai soffrendo adesso, capito? Non è un tendine che voglio dire ci sono cose più gravi nella vita, ma è che ti è crollato tutto e nessuno ha il coraggio di dirti che forse non ritorni più quello di prima o per farlo devi fare queste cose, quindi è stato molto molto importante per la mia vita quell'infortunio, forse era giusto che succedesse così. Ma quando capita nella vita, magari anche se uno non è atleta, ma proprio dall'esperienza di atleti, come si deve trovare il coraggio per comunque ripartire, magari anche non facendo tutto quello che si poteva fare prima? È sempre il primo passo secondo me, no? Quello che ti sposta da dove sei, non è che tu con un passo arrivi dove vuoi arrivare, ma almeno ti sposti da dove sei, cioè hai una situazione che ti ha cambiato la vita e può succedere con un lavoro, insomma ci è capitato a tutti qualche anno fa, quindi il coraggio di dire devo arrivare lì e poi da lì riparto e non necessariamente devi essere quello che eri prima, perché non puoi essere quello che eri prima, però perché non puoi essere migliore, non puoi essere diverso, non puoi essere quello di prima. Ecco, non ancorarsi a ciò che si era, insomma, può essere sempre guardando avanti. Ma perché noi ci piace quello che era, perché sappiamo come eravamo e ci siamo piaciuti e vorremmo essere lì, ma ci sono talmente tante cose che potremmo essere anche più belli. Ma può essere un'esperienza diversissima e bellissima che non avresti mai pensato di vivere, quindi è sempre un po' il coraggio secondo me che un attimino o devi essere spinto oppure lo trovi da solo. A proposito dell'essere spinto, ricevendo il collare d'oro, hai esaltato anche la palma d'oro, se non sbaglio, che si attribuisce questa ai tecnici, perché un campione, lei ha sempre detto, non si forgia da solo. Ecco, nella tua vita di successo ci sono stati incontri senza i quali non ci sarebbe stata questa storia, che tu sia stata protagonista della tua vita, su questo non si discute, è chiarissimo.
Sì, allora io ho avuto un rapporto un po' conflittuale che poi mi ha portato a fare quell'affermazione e il doveroso sempre maggior riconoscimento ai tecnici. Quando avevo più o meno in quel periodo in cui ho lasciato la scuola, era venuta nella mia palestra un maestro della nazionale, con atleti della nazionale. Io ero piccolina, avevo forse vinto un campionato italiano, ma insomma non mi guardava nessuno, e mi affascinava questo maestro di un'altra arma, peraltro, cioè proprio che non c'entrava niente, però mi affascinava perché insomma il maestro è come quando vedi il maestro professore dell'università. Quindi andai dal mio maestro storico e gli dissi: ma posso fare un pochino anche lezione con lui, mi piacerebbe fare questa cosa qua. E lui non mi disse niente, e però il giorno dopo non tornò in palestra e non tornò mai più in palestra, cioè smise di fare il maestro di scherma. E io comunque avevo 15 anni e mi sono ritrovata con i miei compagni di palestra che da un giorno all'altro non avevano più il maestro, ma non era neanche una scelta, era una curiosità che onestamente così avevo pensato di dirgli, e io non ho più risentito quel maestro, mai più. E quando ho vinto le Olimpiadi eccetera, gli scrissi una cartolina ma non mi rispose mai, e mi chiamò la moglie del maestro e mi disse: sai, il maestro è morto, ti volevo dire questa cosa, tantissimi anni dopo, e che in ospedale si è fatto portare la tua cartolina. Magari. Un asino, guarda, un asino, perché il rapporto che si crea col maestro è una cosa gigantesca, e gli atleti fanno un sacco di errori, però sono più giovani, e i maestri non capiscono il legame che creano con questi ragazzi, e quindi in quel caso è stato proprio il suo orgoglio che fino all'ultimo non si è goduto tante cose che avremmo potuto goderci insieme, seppure io avevo sbagliato probabilmente dal suo punto di vista. Però ecco, il valore educativo che ha il maestro è qualcosa che va preso con grande responsabilità, grandissima responsabilità, e va allo stesso modo premiato e considerato, perché noi diamo i nostri figli in mano a queste persone, e per i nostri figli loro sono un faro e non possono sbagliare anche emotivamente. Chi se ne frega se non fai diventare un campione mio figlio, però non puoi, cioè i valori glieli devi dare anche tu, e quindi io credo che vadano premiati perché fanno un gran lavoro. I maestri in generale poi, no? Gli educatori, diciamo, no? Perché in fondo sono educatori. Certo. Quindi siete Malfioretto, lei davvero appeso al chiodo? No, sì. Allora io voglio dire, non si riesce ad appendere. No, in realtà tipo 10 anni fa ho detto a mio marito: vai, siccome appunto non so fare nient'altro, ho detto vado un po' in palestra e vado a fare qualche assalto, torno e gli apro la porta e gli dico: ho vinto con tutti, fa niente, non ci sei uscita, non puoi farcela, basta, prendi sto fiato che ti fai male, non fare più niente. Quindi adesso cammino, corro, non faccio quelle cose, non so fare niente. Sei, abbiamo detto, una manager, ma una super manager, perché allora vediamo se praticamente la coordinatrice dei giochi, no? Games Project Director, insomma, bisogna dirlo in inglese, ma è così. Ecco, la coordinatrice dei giochi. E qual è il tratto Biancheri nell'organizzazione dei giochi Milano Cortina 2026? Così capiamo, riusciremo a goderci anche forse meglio queste Olimpiadi, sappiamo qual è la tua impronta. Ma la mia impronta, che cerco di dare, quindi vedremo solo nel 2026, è quella che è nata il giorno in cui ho deciso di lasciare la mia professione medica per portare le Olimpiadi in Italia, e vorrei che non si vedesse durante i giochi, cioè i giochi olimpici invernali sono una serie di, come se fossero tanti campionati del mondo tutti insieme, che è quello che è l'Olimpiade, no? Un grandissimo evento sportivo, mediatico eccetera, ma quello che io vorrei fortissimamente è riuscire a cambiare la vita delle persone attraverso lo sport, sfruttando i giochi. Quindi i giochi saranno quelli, ci saranno quelle gare, ma se noi avremmo avuto la forza, grazie al fatto di avere il più grande evento del mondo nel nostro paese, di cambiare qualche cosa nella scuola, cambiare qualche cosa nell'università,
permettere, lo raccontavo oggi, ma... Dillo queste qualche cosa. Esplicitalo. Allora, io vorrei che abbiamo iniziato con i licei sportivi tanti anni fa, stanno andando avanti, ma non deve essere l'eccezione, cioè bisogna che tutti i professori e tutte le mamme e tutti i papà sappiano che si può fare l'atleta e si può studiare ad alto livello, e questo anche alle nostre università. Siamo in un paese dove un atleta fa fatica a seguire i corsi universitari perché magari non c'è quando ci sono gli appelli, e i loro avversari sulle pedane, sulle piste da sci invece hanno borse di studio ad Harvard, nelle più grandi università. Non dico che sia giusto il loro modello, ma forse neanche il nostro, una via di mezzo. Permettiamo ai ragazzi di non dover scegliere. E poi parliamo sempre giustamente dello sport nella scuola, ma i nostri ragazzini comunque qualche sport lo fanno. Io sono preoccupata di quelli che hanno 35 anni e come me lavorano 15 ore al giorno e non fanno attività fisica. È quella la popolazione che noi dobbiamo far muovere. E allora vorrei, oggi lo dicevo, che le aziende permettessero ai propri dipendenti di trovare una fascia durante l'orario di lavoro di allenarsi. Poi c'è tutta la burocrazia italiana. Però Bjorn Borg, un grande campione di tennis, nella sua azienda alle 11 li fa fermare tutti, li porta in palestra, ognuno fa quello che vuole, alle 12 ritornano con un carico di endorfine, con un carico di entusiasmo e con un benessere fisico che dopo 12 ore seduto al computer non avresti. Già queste cose mi piacerebbero, poi vorrei che ci fosse... Poi vorrei che le atlete, se vogliono fare un figlio, possano fare un figlio senza pregiudicare la propria carriera, e vorrei che lo facessero anche tutte le ragazze che dicono ho finito di studiare, inizio a lavorare, e non vorrei che si chiedesse più hai intenzione di fare un figlio, che non si può neanche chiedere, ma te lo chiedono sempre. Ricordando la tua vicepresidenza al CONI, hai detto ma poi non c'è stato un prosieguo al femminile, forse non sono riuscita a fare tutto quello che magari avrei voluto. Ecco, la tua impronta femminile, già se sappiamo, cioè ricordiamocelo questo, se riusciremo dal punto di vista normativo ad avere uno spazio durante le ore di lavoro per occuparci anche del nostro fisico, magari lo dovremmo proprio a lei. Ecco, quale altro tratto tipicamente femminile vorresti consegnare con questo tuo lavoro a questi livelli? Adesso non so se dico una cosa impopolare. Io ovviamente anche nella fondazione, insomma nell'azienda che si occupa dei giochi, abbiamo tutte le percentuali da rispettare, combattiamo affinché vengano assunte il numero corretto di donne, e la cosa non mi piace tantissimo, nel senso non mi piace tanto, però ogni tanto tra di noi dovremmo fare veramente squadra, e delle volte non è così, e secondo me lo facciamo come dicevamo prima perché forse non vogliamo mettere sul tavolo le difficoltà che abbiamo quotidianamente. Vogliamo far vedere che siamo forti anche alla collega, ma la collega, cavoli, ma vuoi che non lo sappia? Cioè, lo sa meglio di noi. Riconoscere le proprie debolezze non è una debolezza, ma può essere una forza. Ma io, guarda, ancora oggi mi stupisco di quando dico al mio amministratore delegato, che è molto severo, ho sbagliato, scusa. Cioè, quando lui mi dice qualche cosa e se ho sbagliato, dico sì, scusami, ho sbagliato. E sembra una cosa, chissà, cioè spiazza le persone dire ho sbagliato. Quante volte sbagliamo? Cioè, ho perso talmente tante gare, cioè molte di più di quelle che ho vinto, posso dire ho sbagliato, scusami, cercherò di trovare il modo migliore per farlo, perché sono serena che ho provato a farla nel modo migliore, però evidentemente non è bastato. Pazienza, cresco, nel senso, basta far finta che se sei là e perché sei il coordinatore dei giochi non sbagli. Sbaglio io, sbagliamo tutti, cioè, e secondo me dà più serenità. Ci regali, abbiamo fatto un viaggio nella tua vita, ci regali alcune parole chiave che se tu consideri chiave da portarci a casa stasera, oltre a tutti i ricordi che insomma questa piacevole conversazione ci lascia?
Questa cosa è difficilissima. No, a me piace pensare, faccio finta di parlare con mia figlia e penso che tutte le volte le dico abbi coraggio. Cioè tutte le scelte che... Adesso ti faccio un esempio, la scelta dell'università, indubbiamente, no? Questi ragazzi hanno un momento in cui devono scegliere un percorso che segnerà la loro vita, ma forse neanche no. Nel senso, parlo di esperienza personale, ma davvero nel mondo 1000 persone, migliaia di persone hanno fatto come me. Io ho studiato 11 anni medicina, 6 anni di università, 5 di specialità. Adesso faccio un altro lavoro, ma rifarei medicina. Perché se io oggi faccio il mio lavoro così è perché magari non suturo oggi, ma il fatto di aver avuto la forza di fare 52 esami, di andare avanti, una cosa che tutti mi dicevano di non fare perché era troppo lunga, eccetera, mi ha formato. Quindi le scelte che noi facciamo oggi sono scelte, le dobbiamo fare in maniera responsabile, però se rimaniamo noi, cioè io sono convinta che se io fossi su un'isola deserta, qualcosa riuscirei a fare, non so come dirti, cioè Certo. è più quello che sei dentro che la scelta che hai fatto. Io non credo che si debba aver paura di cambiare, di capire, di voler fare un'altra cosa, però se la scelta l'hai fatta veramente tu, se hai il coraggio. Quindi io dico sempre, adesso mia figlia è diventata una psicopatica anche lei, perché l'altro giorno mi ha detto mamma, posso prendere la Coca-Cola stasera? C'ha 19 anni, fai anche un po' quello che vuoi, però aveva una gara importante, gli ho detto prendi la Coca-Cola, sto uscendo dalla zona di comfort. Cioè, adesso va bene, non esageriamo, però effettivamente ogni tanto chiediamocelo, questa cosa la sto facendo perché sono nella mia zona di comfort e ok, va bene così, oppure dai, faccio quel famoso primo passo che mi porta fuori da dove sono e magari più vicino a qualche cosa d'altro.